Ciao a tutti amici, ben ritrovati e bentornati sul canale. Oggi stiamo andando a fare la cima Brentoni. Eccolo Nico. Buongiorno. Eccolo. Dai, speriamo perché c'è ancora molta neve. Siamo partiti da Sella Ciampigotto, che è vicino a Caserazzo, per capirci. Ci troviamo sulle Alpi Carniche, Dolomiti Friulane. Vedremo un fianchino in costa che riuscimo a combinare. Comunque dai, siamo positivi. Che bello ritornare a fare queste cimette. Proprio tanto felice perché siamo i primi di maggio e comunque sono sotto alla cima del Monte Brentoni. Queste sono le prime cime, quindi un pelino più alpinistiche dell'anno e a me fanno proprio impazzire. Mi fanno impazzire questi panorami, questa roccia, questi sentieri, cioè tutto. Vale tutta la fatica dell'alzarsi presto, di perdere tutto il venerdì sera per prepararsi lo zaino, per capire quanta neve c'è o no. Preparazione però stressa non poco. È molto impegnativa, molto complicata, perché magari nel video si vede la salita, la discesa, la giornata, ma quello che c'è dietro è una dura preparazione, vabbè, ma come è giusto che sia, perché una volta che poi raggiungi la cima, l'hai conquistata, hai il cuore pieno di gioia anche nell'aver organizzato e nell'essere riuscito a portarti via la giusta attrezzatura. Sai che comunque se hai fatto la cima non hai dimenticato nulla a casa, perché vuol dire che sei andato via in condizioni sicure. Esatto, bello così. Dai che andiamo. Via. Dai.
bello. Stiamo salendo alla parte della via ferrata. Non sapendo condizioni di neve, preferisco andare sul sicuro, sulla ferrata. Abbiamo dietro picca, ramponi, moschettoni, tutto. Tutto. Per adesso non serve niente. Se no, allenamento, grinta, non voglio dire un bicerino e biretta, Ma adesso, già subito. Hai 10 e mezza. Hai 10 della mattina. Senti, ma sapreste, dai, no? Se no somiglio a Corona. Ecco, allora la salita, salirebbe lungo tutto quel canalone, però c'è ancora tanta neve, quindi siamo venuti su per di qua e adesso tiriamo fuori la picca, facciamo questo traversetto e poi ci ricolleghiamo fino in Forcella. Fin qua, tutto ok. Sì, guarda qua, alle 3 cime, guardale, ah, spettacolo, mamma mia. Dai, c'è un secondo tratto ferrato qua davanti. Sì, fa fortuna perché mi sono messa su vite da ferrate, se no per niente. Ma diciamo che questo è l'ultimo. È anche il più innevato, ovviamente. Anche a te, venire qua in primavera. Succede questo. Ciao. Vabbè, andiamo a picca col cuetto e arriveremo. A posto. Ok, finita. Aria qua, aria qua, aria qua. Madonna, ma che cosa stiamo facendo? Che ficcata assurda. Madonna santissima. Bello, bello. Bello. Assicurati. Primo tiro fatto.
Dio santo, ma dove siamo di andarsi a pedalare? Bellissimo. No. Bello. Stupendo. La neve è bella portante. Bellissima. Quindi è abbastanza sicura. Top. Poi ci sono chiodi, cordini, c'è la ferrata sotto, insomma siamo belli assicurati. Sì, la ferrata però è coperta. Sì, ma quindi... ci sono 2 o 3 punti che è fuori con i fittoni, dai. Sì, dai. Sono utili. E dopo in discesa ovviamente calata in doppia. Questo sotto roccia qua. Sì, sì. Sono più sicuro. Sì, sì, certo. Parto! No, qua che abbiamo messo a lavorare a Sara. Ehi. Mi sto liberando la ferrata. Ci serve dopo per farla doppia. Approfittiamo per farlo adesso per evitare dopo di perdere tempo. Mamma mia. Ragazzi, che fatica. Sara è partita da prima, al terzo tiro, l'ho vista stragasata. Adesso arriva anche Nico. Ah, che masso! Un bel spuntone. Che bel spuntone! Madonna, dove siamo? Mamma, con che vista che hai, Nico, dietro. Brava, ciccia. Ah! Lo vedo. Ah! Pianetto! Sono contento, Dio. Dai un bacino! Mi ami? Tantissimo. Sono proprio orgoglioso di te. Oh, che bello! Proprio brava. Bella rivincita. E ciao, Le canaglia! paure di questo inverno. Casso! Guarda cosa che te hai fatto. Dio. Brava. Brava. Dai che andiamo in cima, che siamo arrivati. Che bello, che emozione! Che emozione immensa, ragazzi! Veramente stupendo. Cosa dirvi? Non c'è niente da dire. Se no, che tutto questo mi piace tantissimo. Bello. Grazie, amore mio. Grazie. Grazie a te. Grazie, amore mio, che vieni con me a fare queste cose pazze. Posso dire, stare a nanna a fare nannone nel nostro lettone bello grande e morbido. Sì, siamo. Comunque è veramente incredibile. Cioè, al parcheggio stamattina abbiamo trovato un mio amico che è col suo cugino, che viene praticamente dal nostro stesso paese, cioè 2 paesi più in là, cioè qua, cioè non seccatemo casa, ma seccatemo qua in montagna, e siamo stati gli unici ad aver fatto la cima a Brentoni. No, vabbè, incredibile. E noi siamo saliti invece dalla via ferrata, invece loro sono saliti dalla via normale alpinistica, che è praticamente questa di qua alla mia sinistra, e invece noi siamo saliti dove avete visto. Ecco, quindi adesso loro sono ridiscesi e io invece no, io voglio scendere dalla ferrata perché voglio liberare il cavo, ascolta me, voglio farmi un fiantine doppie, dai, insomma, pare giusto. Che comodo. Sì. Comodo è una parola grossa. Ma dai, Però dai. vuoi mettere che stare comodo sul divano di casa? Ah, i piedini bagnati, le mani bagnate. Freddo, gambe. Freddo, piende acqua dappertutto. 3, Lancio. 2, Bruno, vai. Lancia.
Bella lì. Dai, arriviamo giusti? Sì, Sì, ci arriviamo. Allora, come ci arriviamo? Perfetti. Top. Neanche un ingegnere. Basta che non si cava sto ciodo. Ho fatto un quarto d'ora di nano. Ho fatto 15 minuti di nanetta perché avevo un po' mal di testa e avevo un po' stanca. Secondo me ho tirato tante spicozzate sul cavo d'acciaio, ho messo a finire e quindi ho fatto un po' di nanna. Ecco, adesso sto... Sì, amore. Però sono caldino, ecco, se ho caldo vuol dire che sto bene. Microsonni. Sì. Utili se fatti 10 minuti e un quarto d'ora. Oltre no, perché si entra in fase REM e Peccato. svegliarsi è un trauma. Avrei un pochino voluto. Utili, è successo anche a me quella volta sul Care Alto che l'ho sfruttato. Là però mi sa che hai fatto 40 minuti là. Un po' di più. Là erano 2 microsonni in uno. Siamo arrivati alla macchinina, belli cotti, anche se il dislivello non era eccessivo, però sì, l'ultimo pezzo è stato molto impegnativo. Mangia. Grazie. Prego. No. Beh, tutta meritata direi. Direi. Bene amici. Capo, basta, adesso abbiamo mangiato, bevuto una birrettina, adesso andiamo a casa. So, finita, proprio stufa, è stata una cima bellissima, appagante, basta, meglio di così, guarda, veramente, stavo benissimo e spero che questo video vi sia piaciuto, spero che siamo riusciti a trasmettervi le nostre emozioni. Basta perché non riesco neanche più a parlare. Ciao, a domenica prossima!
Ripeti? Cos'è che mi hai appena detto? Tu hai detto che hai le gambe tutte bacchettone. Dure. Non sei solo questo periodo qua, sei sempre sta folpa. Perché sempre a voi. Sarà un folpeto. Folpeto. Tonta, goffa. Pecchi in agilità. Vabbè, sarò... Perché hai altre qualità. Esatto. Agilità, a me dispiace. Agility. Che a volte a tua mamma si mette a descriversi. In compenso che ha messo altro, però. Certo, infatti non ho detto che non te niente. E ora dai. Come che mi maltratta? E dopo so mica maltratto io. Dai, vai. Comunque mi dispiace se parlo spesso in dialetto, perché alcuni di voi mi scrivete che appunto ci seguite dall'estero e secondo me neanche a Google Traduttore riesce a tradurre il dialetto veneto, e quindi mi dispiace. Chissà sotto cosa che viene fuori. Secondo me vengono fuori XXXXX.